La meridiana orizzontale, nascosta dietro questo sipario di cipressi, è stata inaugurata nel 1992 ed è stata posizionata su questa collina che, come vi dicevo, è la collina del tempo. Non posso svelarvi di più, ma proprio il tempo viene indicato da questo orologio antico quanto l'uomo, perché la meridiana è un orologio che ha più di 4000 anni e ha sempre accompagnato il passare delle attività dell'uomo, regolandosi ovviamente con il sole. Nel nostro caso, nel caso specifico di Parco Giardino Sigurtà, la meridiana è proprio studiata per questo luogo, il Genius Loci infatti viene rispettato in tutte le sue parti e è stata creata, è stata pensata dall'ingegner Tognin, che è un ingegnere dell'Osservatorio Astronomico di Padova, collaudata all'Osservatorio Astronomico di Asiago e poi posizionata. È formata da una lastra quadrangolare di 4,80 m x 4,80 m e un pilastro che affonda appunto nella vasca e che fa sembrare la meridiana sulla superficie dell'acqua. La meridiana è formata da un quadrato di marmi preziosi, rosa e grigi, e sui quali sono incisi appunto delle linee e delle curve che formano delle specie di quadrati, e ogni quadrato corrisponde, pensate, ad una mezz'ora. La parte metallica di questa struttura è l'ognomone. L'ognomone è una pinna triangolare che proietta l'ombra sul quadrante e ovviamente a seconda del momento della giornata, ma anche del periodo e della stagione, l'ombra sarà più o meno corta. Per esempio a mezzogiorno l'ombra sarà inesistente, si allungherà sul far del tramonto e si allungherà verso l'alba. L'ombra viene proiettata su dei determinati numeri. A questi numeri, che sono le ore solari, bisogna aggiungere poi i minuti e i secondi che vengono calcolati in base alla nostra longitudine per arrivare all'ora civile e quindi all'ora di questo momento a quest'ora. La cosa veramente particolarissima è che mano a mano che si sposta questa ombra gira la Terra, ed è una cosa grandissima da pensare perché è una cosa immensa. E proprio questo modo di misurare il tempo è stato voluto fortemente anche qui a Parco Giardino Sigurtà. All'interno del quadrante l'occhio divino, dove è segnata l'equazione del tempo proprio riferita alla longitudine del Parco Sigurtà, e poi, come tutte le meridiane che si rispettino, un motto che dice appunto: la luce sia per tutti e la pace sia per tutti gli uomini. Niente di più azzeccato in questo momento. Ai lati della meridiana, un'altra parte molto importante per comprendere questo orologio solare sono proprio, vedete, una sorta di tabella dove vengono elencati i giorni e i mesi. Ovviamente qui partiamo da marzo perché il parco è sempre stato aperto a marzo, e ogni giorno dell'anno ha un determinato ovviamente tempo, minuti e secondi, vedete, che cambiano verso la fine del mese, cambiano sempre in diminuzione, e è il tempo da aggiungere all'ora solare che viene calcolata dall'ombra dell'ognomone. La nostra meridiana è particolare anche per la sua posizione, una meridiana orizzontale rispetto al fatto che spesso le meridiane siano lungo le pareti delle case posizionate in maniera verticale. Quindi un'altra particolarità e un'altra chicca ed esclusività del giardino. Rispetta questo anfiteatro, come vi raccontavo, e quindi natura, luce e passare del tempo sono coniugati in un unico posto speciale. E pensate, la sua validità è di 26.000 anni. Verremo a controllare se sarà ancora valida. Non perdetevela perché è un posto speciale del giardino.